Questa è stata un'esperienza veramente fantastica e vorrei incentivare tutte le scuole a proporre questa grande esperienza, appunto, di far partecipare gli studenti alla First Lego League e insomma quest'anno ci siamo qualificati per i mondiali che si sono tenuti a Houston, abbiamo vinto il primo posto e appunto siamo molto contenti di questo. Inoltre abbiamo progettato una lavatrice spaziale, un metodo quindi innovativo per pulire gli indumenti nello spazio senza utilizzo di acqua ed indipendentemente dalla gravità, e ciò potrà aiutare sicuramente tantissimo i nostri astronauti. Questo progetto è stato brevettato e grazie a ciò siamo riusciti anche a qualificarci in una competizione parallela alla First Lego League, che è il Global Innovation Award, in cui siamo andati a San José in California, in Silicon Valley, a competere con i migliori 20 progetti scientifici al mondo e abbiamo raccolto anche qui il secondo posto. Una quarta liceo del Don Bosco dei Salesiani di Verona che arriva in vetta al mondo. Questo è l'esempio di cosa possono fare i ragazzi del Veneto quando sono ben accompagnati da insegnanti motivati, quando ci mettono anima e corpo in quello che credono. Arrivare a brevettare anche un sistema di lavaggio, diciamo, per gli astronauti dà dimostrazione che quando appunto anche i giovani si mettono d'impegno possono raggiungere risultati incredibili. Complimenti veramente all'Istituto Don Bosco di Verona. Grande soddisfazione e orgoglio e permettetemi commozione a vedere questi ragazzi, quello che sono riusciti a fare, oltre al fatto che sono veronesi. Poi oggi io li avevo proposti per il Leone del Veneto. Siccome è un riconoscimento alla carriera, oggi abbiamo inaugurato il Leoncino, che naturalmente sarà di auspicio per potergli consegnare tra qualche anno il Leone alla carriera.